Veneto Banca, il giudice di Roma dispone il trasferimento alla procura di Treviso per il procedimento che vede imputate 11 persone, allarme dei risparmiatori, rischio prescrizione. Ieri sera l'accordo con Gentilini per la superlista con Zaia, oggi Mario Conte ha lanciato la campagna del centrodestra iniziando dalla lista dei quartieri Turin-Bus fra le 7 aree della città. Oggi compleanno speciale, tempo di bilanci per il governatore del Veneto, da promettente leva del carroccio nei primi anni 90 al 2018 che ha portato il primo passo dell'autonomia. L'incendio alla Ovag di Refrontolo, stamane un nuovo sopralluogo dei vigili del fuoco per alcuni focolai ancora attivi, continuano intanto le indagini sulle cause del disastro, allame inquinamento rientrato. Indagini serrate sulla rapina subita dal 38enne di Borso, rapinato ed abbandonato in strada, parla il turbino che ha salvato la vittima, uno spavento, pensavo fosse morto. Vertice tra Comune di Conegliano e Mome per decidere nuove misure di sicurezza contro i vandali che sempre più spesso prendono di mira il Biscione. La storia di una signora vicentina che per la prima volta è venuta nella Marca a San Biagio di Callalta alla ricerca delle origini della mamma defunta. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso, lo avete dunque sentito dai titoli: crack Veneto Banca in primo piano, il giudice di Roma dispone il trasferimento alla procura di Treviso per il procedimento che vede imputate 11 persone, allarme dei risparmiatori, rischio prescrizione. Sentiamo. Cambia che si rinizia tutto quanto da zero. Il primo effetto è quello che maggiormente preoccupa i 10.000 risparmiatori messi in ginocchio dal crack di Veneto Banca. Si ricomincia da capo e si ricomincia a Treviso. Il processo passa nel territorio dove il dissesto ha creato un esercito di vittime. Il GUP di Roma ha disposto il trasferimento alla procura di Treviso per competenza territoriale del procedimento che vede imputati 11 tra ex responsabili dell'istituto e altri manager coinvolti. Tra i nomi più noti l'ex AD dell'Istituto di Credito Vincenzo Consoli, l'ex presidente Flavio Trinca, Stefano Bertolo, responsabile della Direzione Centrale Amministrazione dal 2008 al 2014, Flavio Marcolin, ex responsabile degli affari societari e legali, Pietro Dagui, un lungo periodo al vertice di Banca Intermobiliare, Gian Claudio Giovannone, titolare della Mava SS, Mosè Fagiani, responsabile commerciale dal 2010 al dicembre 2014 e Massimo Lembo, all'epoca capo della direzione Compliance. Nei loro confronti, a seconda delle posizioni, le accuse sono di ostacolo alle attività di vigilanza di Banca Italia e della Consob e agiotaggio. Il GUP Lorenzo Ferri ha accolto una eccezione presentata dalle difese, dichiarando la propria incompetenza territoriale e ha ordinato la trasmissione del fascicolo alla Procura trevigiana. Quindi veramente i tempi della prescrizione probabilmente arriveranno quasi sicuramente. Lo spettro è proprio questo, dati i tempi della giustizia. In un sistema che trasversalmente non funziona, esserci affidati all'unica strada della giurisdizionale, diciamo, forse non è stata proprio una scelta opportuna. Io sono stato sempre del pensiero che qui la cosa o si risolveva fuori dai tribunali, cioè con una mediazione, con una transazione con le banche, oppure dal momento in cui le banche non ci sono più, lo Stato tramite il fondo si doveva far carico di risolvere questa questione. Già, il fondo, quello che il governo ha disposto ma che deve essere erogato, in attesa di capire cosa accadrà dal procedimento giudiziario, armandosi di pazienza, le risposte più celeri potrebbero arrivare paradossalmente dalla politica, condizionale, d'obbligo. Tutti in campagna elettorale hanno dato il massimo supporto per risolvere la questione delle due banche venete, speriamo che adesso mantengano gli impegni presi in campagna elettorale. Siamo alla politica, oggi tiriamo una linea e domani si parte, così aveva detto ieri sera al K3 il candidato sindaco di Treviso per il centro-destra Conte, oggi a 2 mesi esatti dalle urne, campagna elettorale al via. Questa chiave sarà veramente il simbolo che girerà. Le chiavi della città da consegnare ai cittadini per farsele poi restituire con il voto del 27 maggio. Il programma, suddiviso in 7 punti, e poi la lista fortemente voluta dal candidato sindaco, quella dei quartieri. Parte proprio con un tour nelle periferie, a bordo di un minibus elettrico, la campagna elettorale di Mario Conte, candidato della Lega e da ieri di un centrodestra unito. Un giro per toccare le zone da riqualificare, dal degrado come via Pisa, dall'occupazione abusiva che per Conte resta tale come l'ex caserma Piave,
dalla microcriminalità, come via Roma. Nella lista dei quartieri ex amministratori e rappresentanti della società civile, da Mirko Visentina a Toni Dotto. Anche le parti più lontane dal centro storico avranno la stessa cura del centro. Anzi, siccome questa lista è la cosiddetta lista dei quartieri, ci saranno dei rappresentanti per quasi per ogni quartiere e praticamente porteremo tutte le istanze dei territori in centro storico. Programma steso con il contributo dei cittadini: lavoro, sociale, sviluppo, quartieri, cultura, sicurezza e ambiente, i 7 punti messi nero su bianco. Avremo molta attenzione sui quartieri, sul sociale e sulla cultura. Anche il tema della sicurezza è uno di quei temi che sia centro storico che periferie ci hanno evidenziato, quindi questi fondamentalmente sono i 4 temi sui quali noi ci concentreremo maggiormente. Numero degli assessori invariato 8, se dovesse essere eletto, uno dei quali dedicato solo all'ambiente, e poi la riorganizzazione della polizia locale, la riscoperta del vigile di quartiere, ma di suggerimenti se ne raccoglieranno ancora nei prossimi 2 mesi, anche online. È un metodo diciamo moderno, social, per dar voce ai cittadini. Tutti saranno liberi di esprimere le proprie idee, le proprie esperienze e anche le proprie proposte, perché noi poi attentamente le valuteremo e perché no le inseriremo anche nel nostro programma elettorale. Una serata decisiva quella di ieri a Villorba, il K3 per stringere l'accordo Conte-Gentilini. Adesso arriva il candidato sindaco e vi racconterà. Nessuna dichiarazione? No, parla Conte, grazie, parla Conte. No comment, no comment. Bocche cucite, da Gobbo a Zaia nessuno parla, al termine della riunione fiume nel quartier generale del Carroccio al K3. Presenti i vertici del partito, i fedelissimi di Giancarlo Gentilini. Nessuna anticipazione sull'esito dell'incontro che dopo settimane di dichiarazioni e messaggi a distanza puntava a riavvicinare lo sceriffo alla Lega per correre uniti alle amministrative di fine maggio. Cosa si siano detti in quelle ore di faccia a faccia solo chi era presente lo sa, e quando ormai si è fatta sera sono solo i 2 protagonisti, Conte e Gentilini, a rilasciare dichiarazioni e ad ufficializzare l'accordo. Insieme si lavorerà per riconquistare Cassugana. In piena battaglia per buttare al macero la dittatura bolscevica e della sinistra. Ma la vediamo sorridente? Certo, perché tutte le cose che riescono è riuscita anche questa. C'è stato un bel confronto, ci sono stati anche dei chiarimenti, quindi tutto bene. Da oggi si comincia una campagna elettorale con un centrodestra totalmente unito. Una cosa è certa, nella coalizione di centrodestra che sosterrà Mario Conte ci sarà la lista Zaia-Gentilini. Da capolista della lista Zaia? Certo. Col nome Gentilini? Certo. Nel simbolo? Certo. Aderiranno alla lista Zaia e come con tutte le altre liste che hanno già aderito al nostro progetto. Al momento, specifica Conte, non è stata ancora definita alcuna eventuale spartizione di incarichi all'interno di una futura giunta, come non sono stati indicati i nomi di coloro che andranno a formare la lista Zaia-Gentilini. Ovviamente anche il governatore Luca Zaia e il segretario provinciale Dimitri Coin dovrà avallare i nomi che aderiranno a questa lista, ma questo è l'ultimo dei nostri problemi. Dunque la campagna elettorale a Treviso entra nel vivo, i 5 candidati al lavoro per presentare i propri programmi, e se la sfida è tra Manildo e Conte, secondo il politologo Feltrin, gli altri candidati saranno decisivi per la vittoria finale. Sentiamo. Si può proprio dire che il clima elettorale in vista delle amministrative di fine maggio a Treviso entra ufficialmente nel vivo, perché dopo il calcio d'inizio della campagna elettorale del sindaco Giovanni Manildo e la presentazione del programma di Mario Conte arrivata dopo la riappacificazione tra la Lega e Gentilini, è tempo di mettere al centro del dibattito progetti e idee per la città del prossimo quinquennio. Al momento restano 5 i candidati alla poltrona di Cassugana. Insieme a Conte e Manildo ci sono Maristella Caldato con la lista Treviso Unica, Domenico Lo Sappio del Movimento 5 Stelle e Claudio Alessandri di Centro Democratico. Lui, ultimo ad aver presentato la propria candidatura, non nasconde che il suo movimento si trova in una fase interlocutoria. La disponibilità a scendere in campo c'è, spiega, ma siamo pronti al confronto. Scioglieremo le riserve entro la prima decade di aprile, insomma. È la situazione politica attuale a non essere del tutto chiara, aggiunge poi Alessandri. Speriamo che ci sia
un chiarimento, diciamo, a 360 gradi in modo tale da capire, perché poi alla fine sono le convergenze programmatiche che determineranno un po' i ruoli. Adesso la gente, io penso, guarda i contenuti, per cui sia a sinistra quanto a destra c'è un po' sì di poca chiarezza, perché si capisce poco o niente. La gente vuole guardare, ecco, i programmi e i contenuti. Domenico Lo Sappio e Maristella Caldato intanto continuano a girare i quartieri e ad incontrare i cittadini. Secondo il politologo Paolo Feltrin, ospite a 20 e 10 saranno proprio loro due, l'ago della bilancia, al ballottaggio. I giochi veri si faranno al secondo turno, per come sono andati i voti nazionali, per come sono andati l'altra volta, eccetera. E i giochi veri sul secondo turno dipende da come voteranno gli elettori che non sono rappresentati nei due candidati. Allora noi sappiamo già come va a finire. Il secondo turno sarà un secondo turno tra centro-sinistra e centro-destra. Esatto. Vuol dire che chi ha scelto, diciamo, Lo Sappio, 5 Stelle, che ha scelto Maristella Caldato, che succede? Che fanno? Ecco, allora, la domanda è questa. 27 marzo 2018 compie 50 anni oggi il governatore Zaia. E questa strada che ho fatto l'ho fatta assieme a moltissime persone. Compie oggi 50 anni Luca Zaia, il ragazzo di Bibano di Godega, la promettente leva del Carroccio di Giampaolo Gobbo e Giancarlo Gentilini, che la prima campagna elettorale l'ha fatta nel 93, a soli 25 anni. Da allora ne ha fatta di strada e sui social si susseguono i post di auguri. Oggi è il governatore più amato d'Italia e per molti il premier ideale. Chissà se a 28 anni da assessore provinciale all'agricoltura immaginava che avrebbe sottoscritto nel 2018 l'accordo con il governo per l'autonomia del Veneto, traguardo inseguito ostinatamente con l'aperto consenso dei veneti andati a votare in massa al referendum del 22 ottobre. Vince la voglia di dire di essere padroni a casa nostra, vince la voglia di dire che nell'alveo del rispetto della Costituzione e delle leggi si possono fare le riforme. Ma di tappe in questi 25 anni di politica Zaia ne ha compiute tante. Presidente di provincia, più giovane d'Italia, nel 98, anno in cui ha sposato Raffaella, nel 2005 vicepresidente della regione, ministro dell'agricoltura nel 2008, presidente del Veneto dal 2010, grande comunicatore, sempre tra la gente, presente sui luoghi dei più dolorosi disastri ambientali, l'alluvione di Vicenza e Padova, la tromba d'aria di Vallà di Riese e poi Refrontolo, la Riviera del Brenta, Cavallino Treporti, con lo spirito di risollevarsi subito. Il metodo Veneto è quello di far veloci, di essere rapidi e soprattutto di pensare al bene dei cittadini. Sportivo, appassionato di corsa, bicicletta, ma soprattutto di cavalli. Per lui il compleanno ideale, ci permettiamo di azzardarlo, sarebbe probabilmente una giornata trascorsa nella natura, all'aria aperta. E chissà che non sia andata davvero così. Siamo ora alla cronaca e torniamo a parlare dell'incendio dell'azienda di Refrontolo Ovag. Questa mattina i vigili del fuoco sono tornati sul posto per alcuni focolai che ancora fumavano. Intanto continuano le indagini per capire le cause del disastro. Nuovo sopralluogo questa mattina da parte dei vigili del fuoco allertati per alcuni focolai che continuavano a fumare. Il materiale sotto quel che rimane della struttura completamente bruciata non era del tutto spento e l'odore acre che fuoriusciva ha messo in agitazione la gente. Una squadra è quindi tornata sul posto. Intanto continuano le indagini sia da parte dei carabinieri che del NIAT, il nucleo investigativo dei vigili del fuoco, per accertare cosa abbia scatenato il disastroso rogo. Nessuna ipotesi per il momento, fanno sapere gli investigatori, viene esclusa. L'incendio sembrerebbe essere partito dalla zona degli uffici nella parte davanti. In pochissimo tempo ha avvolto l'azienda distruggendo ogni cosa. Le fiamme altissime sono state viste dai residenti. Là ci sono case anche vicine e ho detto chissà cosa può succedere perché siamo qua vicini, magari prende un pezzo, una cosa, ma prende tutto. Poi mia nipote dice ma nonna guarda, almeno dentro non c'è nessuna vittima perché non ci sono nessuno. Mi sono un po', ho detto beh dai, però le persone che lavoravano là e poi quello che capita in seguito perché... I dipendenti dell'azienda probabilmente saranno messi in cassa integrazione, mentre i residenti attendono i risultati dei rilievi effettuati nella notte ed il giorno dopo da ULSS e ARPAV in diverse zone di via Crevada. Nel sito del comune rimane l'appello emanato. Per massima precauzione, ARPAV e ULSS 2 raccomandano quanto segue.
evitare di svolgere attività all'aperto e tenere chiuse le finestre, lavare accuratamente la verdura eventualmente raccolta nell'orto di casa. Ed è proprio di poco fa il comunicato relativo proprio ai rilievi di ARPAV. I campioni evidenziano, c'è scritto, l'evento acuto occorso con presenza di composti legati a fenomeni di combustione in concentrazioni non significative in termini di impatto per la sanità pubblica. Rientrano quindi le misure precauzionali indicate ieri, fatta salva la raccomandazione di lavare accuratamente per alcuni giorni la verdura raccolta negli orti collocati nel raggio di 500 metri dal luogo dell'incendio. E torniamo anche ad occuparci della violenta rapina a Borso. Abbiamo intervistato telefonicamente l'uomo che ha soccorso per primo il 38enne tramortito dai banditi. Sentiamo. Ho notato la sagoma di una persona, sembrava un po' un sacco, da quanto era un po' rannicchiata. A parlare Maurizio De Lazzari, il netturbino che ha scoperto ieri mattina all'alba il corpo tramortito di Ivan Marin, il 38enne di Borso del Grappa, allevatore di cani, picchiato, derubato e lasciato abbandonato legato all'auto. La macchina si trovava in via Molinetto, un'arteria trafficatissima che collega Borso a Crespano. L'uomo, come ricorderete, si era fermato attorno alla mezzanotte per soccorrere una ragazza che chiedeva aiuto accanto a un veicolo fermo con le 4 frecce, ma era stato aggredito, aveva perso conoscenza fino al ritrovamento. Mi sono avvicinato, notavo che non dava segni proprio completamente di vita, era fresco, freddo come corporatura, e ho immediatamente avvisato le forze dell'ordine, i carabinieri. De Lazzari subito aveva temuto che per l'uomo non ci fosse più nulla da fare. Dava proprio l'impressione di non esserci più, ecco. E mentre parlavo con l'operatore del 112 ho notato un piccolissimo movimento nelle punte delle dita. Ha capito che era vivo, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, ha continuato a sollecitarlo per farsi raccontare ciò che era successo. Come ha detto, mi hanno battuto in dialetto, mi ha battuto come un baccaia. Una vicenda che riporta alla mente un simile episodio accaduto nell'ottobre 2015 a Solagna. Ivan Marin non rilascia dichiarazioni, ma certo è che la vicenda ha scosso e non poco il piccolo comune di Borso. In tanti si trincerano dietro il silenzio, ma c'è chi ammette al microfono la paura. Quello che è successo è una cosa incommentabile. Perché è una persona che vedete qua tutti i giorni. Esattamente, infatti quando ho saputo che è successo proprio a lui io ero senza parole, non ci credevo. No comment. E intanto proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Pasqua. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Ora andiamo a Conegliano, dove oggi c'è stato il vertice tra amministrazione comunale e MOM per decidere nuove misure di sicurezza contro i vandali che sempre più spesso prendono di mira la sede MOM al Biscione. Vediamo. Andremo a installare una serie di telecamere, abbiamo parlato anche col commissariato di polizia, con i carabinieri, ci sarà un'intensificazione dei sopralluoghi da parte delle forze dell'ordine, ma soprattutto una videosorveglianza completa del Biscione. Il sindaco di Conegliano Fabio Chiesa ha incontrato i vertici MOM per concordare misure comuni contro gli atti di vandalismo che per 3 volte in meno di 10 giorni hanno preso di mira la sede di mobilità di Marca al Biscione. Nel primo episodio era stata sfondata la porta d'ingresso della biglietteria. La settimana scorsa i vandali avevano danneggiato il portoncino d'entrata della sala autisti e messo a soqquadro il locale, spaccando mobilio e suppellettili. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, nella notte tra giovedì e venerdì della settimana scorsa, quando ignoti avevano rotto i vetri della porta sistemata appena pochi giorni prima. Azioni sempre più ravvicinate che provocano danni economici consistenti. È vero che si tratta di atti di puro vandalismo che non creano problemi di sicurezza, spiega il primo cittadino di Conegliano, ma l'attenzione di tutti resta comunque alta. Sono inaccettabili per una città come la nostra, dove il livello anche percepito di sicurezza è molto alto, per cui non so se sia una sfida per noi. Le sfide per la città sono assolutamente altre, non dobbiamo dare la possibilità a questi vandali di avere le prime pagine dei giornali. Un sistema di videosorveglianza incrementato e maggiori controlli delle forze dell'ordine, ma il sindaco Chies chiede di più.
spero proprio poi che ci siano anche però le certezze della pena, cioè che quando questi individui vengano trovati ci sia anche la certezza di una pena per questi, in modo che non possano più compiere atti del genere. Ragazzini picchiati, presi in giro, offesi, trattati male, atti di bullismo che fra i giovanissimi continua ad essere uno dei problemi principali, un fenomeno che sembra più frequente nelle scuole primarie. Abbiamo sentito gli studenti a Treviso, sentite. Alle medie è successo più di qualche volta che là c'erano proprio atti forti anche di bullismo contro ragazze, ma anche tra ragazzi. Però è stato abbastanza risolto in modo molto pesante. Nelle scuole medie è molto più frequente che nelle superiori, perché dopo cambia anche la maturità di un ragazzo e anche di una ragazza. Alle elementari comunque è successo più di qualche volta qualche atto di bullismo, ma non nei miei confronti, proprio in generale è successo, e posso anche affermare che là è entrata subito in atto la famiglia col dirigente. In classe nostra sono venuti fuori più di 2 o 3 casi di alcuni ragazzi che si sentivano schiacciati dagli altri compagni un po' più arroganti, un po' più di carattere un po' più forte, che prevalevano sulle decisioni e imponevano ciò che a loro desideravano. Secondo me parte tutto dall'educazione che si riceve a casa, nel senso, se io avessi un figlio e scopro che attraverso anche magari le note che prende dalle maestre, queste robe, o anche dei richiami che magari vengono fatti da altri genitori nei confronti proprio di mio figlio, di certo non ne starei con le mani in mano. Nella mia scuola no, però ho sentito parlare di vari fenomeni, per esempio più che altro dell'aspetto fisico di una persona, per esempio se uno è grasso oppure robe del genere, per esempio viene preso in giro. Rispetto soprattutto, educazione da parte dei genitori, più che altro anche sensibilità che manca nei nuovi giovani. Sì, quando eravamo in palestra, in spogliatoio, certi prendevano in giro i più deboli. I più deboli non avevano coraggio di andare a dire al professore e subivano, diciamo. Bisognerebbe educare prima i genitori, soprattutto, perché i giovani hanno le sue esigenze, ma non è giusto che abbiano sempre ragione loro. E dopo anche i professori devono vegliare molto su questi giovani. La famiglia deve educare i propri figli, solo quello. Devono intervenire i genitori per un'educazione dei ragazzi e far capire che certi atteggiamenti sono assolutamente sbagliati. Ed ora la storia di una signora vicentina che per la prima volta è venuta nella Marca a San Biagio di Callalta alla ricerca delle origini della mamma defunta. Vediamo. Maria Sartor, nata il 3 marzo 1902. Maria Sartor era la mamma di Attilia Immigrati, la 92enne di Vicenza salita agli onori della cronaca per aver sventato una truffa e aver permesso alle forze dell'ordine di bloccare uno dei responsabili. Stavolta però la signora Attilia non ci racconta del suo impegno per aiutare gli anziani e metterli in guardia contro i raggiri, ma della personale ricerca di documenti e materiale che la aiutino a ricostruire i primi anni di vita dell'amata mamma. E per fare questo è partita proprio dal paese d'origine della madre, San Biagio di Callalta. Cercavo di capire intanto questo paese che non l'ho mai visto e cerco di capire come è cresciuta i primi anni. La signora Attilia ha cercato di ricostruire la vita della mamma attraverso ricordi ritrovati nei cassetti. Ho trovato la carta d'identità e anche ho raccolto il diploma che lei prendeva perché scriveva poesie, libretti di poesie. Ma c'è una cosa che manca per completare la sua ricerca. Mi piacerebbe avere il suo certificato di nascita perché ho raccolto adesso da anziana quello che rimaneva di mia mamma dopo la sua morte. Tutto materiale che Attilia Immigrati intende lasciare ai nipoti. Adesso che sono diventata anziana vorrei lasciare ai miei nipoti segni o ricordi di quelli che erano più vecchi ancora di me. La visita a San Biagio di Callalta ha rappresentato per la signora Attilia un momento di forte impatto emotivo perché dice, anche se ho 92 anni, la mamma è sempre la mamma. Stando qua penso a mia mamma, capito? Tutto lì mi pare. Siamo quasi in chiusura, vi ricordo fra pochi minuti la trasmissione 20:10 in studio Giovanni Zorzi del PD e Riccardo Barbisa della Lega.
Questa era l'ultima notizia e vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Molte nubi sulle nostre regioni, anche con qualche piovasco, specie sui monti. Vediamo il dettaglio di mercoledì 28 marzo. Sul Veneto cielo irregolarmente nuvoloso ma con ampi spazi soleggiati. Qualche piovasco sarà possibile sul Bellunese, specie in serata, ma migliorerà presto. Vediamo insieme anche le temperature. Le minime saranno comprese tra 3 e 6 gradi, valori massimi invece compresi tra 11 e 16 gradi. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Qui il cielo sarà molto nuvoloso e spesso anche coperto, anche con qualche debole pioggia a carattere sparso. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 13 e 17 gradi. Molte nubi anche sul Trentino Alto Adige, il cielo si presenterà a tratti coperto con qualche piovasco entro la serata. Temperature minime tra 6 e 4 gradi, massime in aumento e comprese tra 17 e 19 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.